Allora, stiamo parlando di valutazione delle pensioni, ma l'inciso che un po' serve come filo conduttore, lei mi diceva che a fronte di queste situazioni che servono per far capire, attenzione, guardate che le pensioni sono molto basse, però andate a farvele controllare, voi avete dei numeri di recupero di soldi che spetterebbero importantissimi, no? Certo, noi recuperiamo ogni anno anche centinaia di migliaia di euro per centinaia o migliaia di pensionati che si rivolgono a noi per far controllare le pensioni. Ovviamente stiamo parlando di pensioni molto basse, le pensioni dai 1.000 euro in giù, e in moltissimi casi troviamo degli elementi, quelli che noi chiamiamo diritti inespressi, perché ci sono alcuni elementi che devono essere chiesti, non sono accreditati d'ufficio. E quindi proprio per questo, proprio perché noi riusciamo a recuperare molti elementi economici per molti pensionati, invitiamo tutti i pensionati che hanno pensioni basse di rivolgersi nei nostri uffici, nelle nostre sedi, per fare una verifica per capire se anche per loro esiste la possibilità. Chiaro. Segretaria di Verona, a questo punto di vista voi cos'altro fate? Anche lei ne aveva accennato, ha fatto un esempio eclatante per supportare i pensionati. Allora, per aiutare i pensionati noi come SPIN CGIL a Verona, ma perché mi risulta in tutto il territorio nazionale, cerchiamo di verificare con loro l'entità della loro pensione e soprattutto di andare a vedere se mancano quelle voci che purtroppo per averle bisogna fare la domanda. E qualche volta sono voci che l'INPS si dimentica. Noi per esempio facciamo il recupero delle maggiorazioni sociali, facciamo per molte persone che hanno anche un'invalidità civile al 100%, facciamo il recupero dell'assegno al nucleo familiare per se stessa, che non è una cifra esagerata, però sono comunque circa 53 euro, 52,93 euro insomma, sempre importante, al mese, e nessuno le tocca. Dopodiché, altra cosa che noi possiamo fare è, in collaborazione con il CAF, è per esempio verificare se c'è la possibilità di poter avere la pensione di cittadinanza. La pensione di cittadinanza non è una pensione vera e propria, tenendo conto che pensioni di cittadinanza ne sono state date molto poche, però è possibile avere magari il contributo che riguarda l'affitto, o nel caso un pensionato o una pensionata paghino l'affitto oppure abbiano ancora un piccolo mutuo da pagare. Con la pensione di cittadinanza c'è una quota di circa 1.800 euro che può essere recuperata in parte o in toto, perché dipende dall'entità dell'affitto e dall'entità del mutuo. Diciamo che sono piccoli interventi, dopodiché c'è il ricorso ai bonus sociali attraverso i comuni, quindi la negoziazione sociale in questo caso è importante e credo che stia prendendo piede proprio in questo periodo, almeno nel nostro territorio, ma per un motivo molto semplice, perché i morsi della povertà e il disagio dato dalla povertà è sempre più evidente, anche se i pensionati e le pensionate sono comunque molto, come si può dire, molto restie ad accedere a quei benefici che a cui hanno diritto, peraltro, come titolo la povertà. Cioè non riescono ad accettare che dopo una vita di lavoro, una vita di attività, alla fine bisogna far ricorso al bonus sociale o comunque agli aiuti da parte del comune per poter
riuscire a pagare le bollette o magari a fare anche la spesa. No, lo so, diciamo cosa. Infatti assolutamente. Credo la regia un attimo si mette in onda il messaggio che è arrivato poco fa, che in qualche modo si incanala in quanto lei stava dicendo, e era la domanda che avevo rivolto anch'io prima al segretario. Scusate, ma chi ha una pensione minima ha solo 1,7% di rivalutazione, chi prende 2.500 euro prende il 1,2%, non mi sembra giustizia, è quello che si diceva. Sì, allora la questione è che l'1,7% vale per le pensioni fino a 4 volte il minimo. Poi diminuisce la percentuale su quell'1,7%, infatti se si ha 5 volte è precisamente 1,6 e 1,5 dalle 6 volte in su. E chiaramente più il numero di volte è rispetto alla pensione minima e più insomma quella percentuale si abbassa. Vediamo la slide successiva, gli effetti della rivalutazione, così trattamento minimo mensile che effetti produce da 515,58 a 524,35. Certo. Quello sociale mensile invece porta da 4,60 a 4,68, insomma 7-8 euro. Certo, stiamo parlando sempre di cifre estremamente basse e come dicevo prima che tengono conto di una rivalutazione inflattiva che non è assolutamente quella che in realtà oggi ci troviamo ad affrontare. Questo è il vero grande problema. Cosa vuol dire per i contributivi puri cambiano gli importi minimi da maturare? Allora, qui il discorso, io non voglio rubare tanto tempo perché il ragionamento è un po' complesso, nel senso che la legge Fornero introduce un meccanismo, per dire che per avere diritto al compimento dei 67 anni della pensione di vecchiaia devi avere almeno devi avere almeno quella cifra per aver diritto di poterne godere al compimento di 67 anni. Se no continui a lavorare fino a 80. Se no ti viene erogata 3 o 4 anni dopo. Addirittura? Sì, certo. Cioè 70 e passa anni. Esatto. Mamma mia. La seconda invece è che per avere diritto, sempre se hai la pensione integralmente calcolata col sistema contributivo, però parliamo in questo caso di coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 96, se hai 20 anni di contributi e raggiungi la pensione lorda di 1.310,69 euro al compimento dei 64 anni, te ne puoi andare. Ora, tenendo conto di quelle che sono le nostre conoscenze, per aver diritto a 1.310 euro con 20 anni di contributi col sistema contributivo devi avere uno stipendio decisamente molto molto alto. Dipendenti pubblici comunque ci possono rientrare. Sì, ma parliamo di migliaia di euro al mese. Infatti, ai noi. Vabbè, le nuove aliquote IRPEF, vediamole rapidamente perché poi passiamo invece a vedere gli effetti della modifica IRPEF rapidamente, anche qui. Qui le aliquote passano da 5 a 4 e diciamo che l'aliquota fino a 15.000 euro rimane invariata, quindi purtroppo per coloro che hanno redditi più bassi non cambia nulla. Il reddito tra i 15.000 e i 28.000 passa da 27 a 25, quindi 2 punti percentuali in meno, così come per il terzo scaglione, quello tra i 28.000 e i 50.000 che passa dal 38% al 35%, mentre dai 50.000 euro in su viene eliminato lo scaglione del 41% e si passa direttamente al 43%. Vabbè, anche qui un po' di penalizzazione, viene un po' conto. Diciamo che gli effetti, non ci sono effetti per coloro che hanno in particolare redditi molto bassi e questa è una delle cose che noi come sindacato non condividiamo assolutamente, ovviamente. Gli effetti della modifica IRPEF invece visti sulle pensioni hanno dei benefici qua tramutati in termini in euro, economici. L'aumento è ovviamente in termini annuali, quindi questo è il beneficio annuale tenendo conto di quelle che sono gli scaglioni di reddito. Come vediamo, più alto è il reddito e più è alto il beneficio. Che però alla luce, vediamo la slide successiva, dei rincari, si vanifica tutto, anche l'aumento più significativo. Assolutamente sì, perché se noi pensiamo a ciò che sta accadendo proprio in queste settimane, e cioè il fatto che stanno arrivando le fatture di gas e luce e
quelle del gas in particolare, ma quelle Vediamo la slide successiva, infatti, che ce li mostra. Cioè noi parliamo di aumenti che sono, queste slide tra l'altro sono state fatte qualche giorno fa e purtroppo, tenendo conto di quello che sta succedendo da ieri in Ucraina, quindi già oggi vediamo un aumento che è tra il 100% e il 130%. E quindi io non posso nemmeno immaginare, oppure noi ovviamente ci ragioniamo tutti i giorni nelle nostre sedi, soprattutto con pensionati con basse pensioni, come possano e come siano in grado di affrontare aumenti di questa natura. Più 131% energia elettrica in aumento, gas naturale più 94% naturalmente in aumento. Certo, assolutamente. Quindi voi avete fatto nell'ultima slide che le compete invece una proiezione. Abbiamo fatto sì, una proiezione proprio per quanto riguarda la situazione, diciamo, abbiamo preso alcuni esempi nel territorio padovano, una famiglia tipo che l'anno scorso spendeva circa 1.350 euro, i rincari in aumento sono di circa 1.605 euro e quindi la spesa annua per quest'anno è di 2.955 euro, cioè quindi ecco, è un aumento che va ben oltre il 100%. Coppia di anziani da 900 a 1.970, il single da 720 a 1.570. Sì, vabbè, sono cifre veramente spaventose. Sono cifre spaventose e noi oggi nelle nostre sedi riceviamo tantissime segnalazioni. La cosa che più ci sconvolge di soprattutto anziani che ci dicono che non si riscaldano più, che usano il meno possibile la luce ma che non usano nemmeno il riscaldamento e che quindi vivono al freddo, e questa cosa è inaccettabile. Assolutamente inaccettabile. Dobbiamo andare in pubblicità, quando torniamo do la parola invece alla segretaria per vedere, ci ha già illustrato, diciamo, alcune strategie, poi ne vediamo anche insieme altre tra pochi secondi.